Questa trasmissione è offerta da Lavorazione Artigianale Cuoio SRL. Bentrovati a F Motori da Marco Angileri, semaforo verde per il magazine settimanale dedicato al motorsport di Telefriuli. Nella prima parte assieme a noi avremo il pilota Christian Dagnolo, protagonista del Park Rally Show. Nella seconda parte spazio alla velocità in salita con il pilota Lorenzo Lucas e Andrea Maiani del team Centro Revisioni. Ma partiamo con un servizio sull'enduro. Il quarto round degli assoluti d'Italia di enduro dello scorso fine settimana ha fatto tappa a Cogliano in provincia di Salerno. Il percorso si snodava in entrambi i versanti della Valle del Sele, con 4 giri di gara dove i piloti hanno affrontato nell'ordine l'enduro test, poi la prova estrema ed infine il cross test. Maurizio Micheluz, pilota di Aviano delle Fiamme Oro in sella all'Husqvarna 250 due tempi, è iniziato un po' a rilento al sabato e complici anche alcune scivolate, non ha brillato, ha comunque concluso la giornata in seconda posizione di classe. Meglio invece la domenica dove i tempi sono decisamente migliorati, ma Micheluz ha comunque terminato secondo di classe dietro a Gardiol. Nella classe junior dedicata agli under 23 il san danielese Lorenzo Macorito si è trovato per la prima volta a confrontarsi con il fango in sella alla Fantic XFF 250 a 4 tempi, faticando più del solito ad imprimere il proprio ritmo. Lorenzo è riuscito a comandare tutta la giornata del sabato, salvo poi farsi purtroppo superare all'ultimo test dal leader della classifica Lesiardo, che lo ha preceduto di solo 1 secondo e 8. Macorito alla domenica è andato all'attacco, andando ad allungare progressivamente su tutti gli avversari e portandosi a casa la terza vittoria stagionale. Buonasera Christian Dagnolo, fresco vincitore del Park Rally Show. È stata sicuramente una gran bella avventura la tua, senza avere esperienza di rally su terra, è vero Christian? Sì, buonasera a tutti, ti ringrazio Marco per l'invito. Sì, esperienza nuova, diciamo. Avevo corso a un Prealpi Master Show nel 2008 con una Rover Gruppo A, però ce n'è passata di acqua sotto i ponti. Ho avuto un po' di esperienze in passato con le Polaris Italia nei Baia, però guidare una Skoda ha tutto il suo perché. L'importante era divertirci, imparare qualcosa e soprattutto onorare Tony Diserot. Infatti la memoria di Tony Diserot, esatto, che lo scorso anno nella passata edizione era assieme a noi ad organizzare, adesso da lassù che controllava immagino, esatto. Però è stata veramente un'ottima occasione per così la memoria, nella memoria appunto di Tony e Diserot. Parliamo di quella che è stata veramente una bella avventura, perché tu hai messo dietro fior di piloti che hanno grande esperienza nei rally su terra. Parliamo, non so, di Luciano Cobbe, il trentino, che per tanti anni è stato protagonista nel Race Day, il Challenge Pirelli. Stessa cosa anche per Tullio Versace, poi mi sembra anche Camporese, che comunque non andava piano. Perciò hai capito che forse magari la terra può così in futuro darti delle belle soddisfazioni. Beh sì, diciamo che col boss di RB Motorsport, Roberto Bertolutti, è già qualche mese che gli chiedevo la macchina su terra, però era un po' scettico perché ogni tanto mi faceva la battuta: vuoi che diamo le macchine a un quadista, che è pericolosissimo. No, a parte gli scherzi, sì, la terra è il mio ambiente e al momento è stata una sporadica apparizione. Chiaro che lì era un po' un gioco per imparare, ripeto, e da lì andare in prova speciale c'è tutta un'altra cosa, sicuro. E se sono riuscito a fare quello che sono riuscito a fare, in primis devo dire grazie a Roberto, a Simon Bertolutti, a tutta la squadra,
e poi anche al mio avversario in finale, a Tullio Versace, perché io durante la prima manche di prove libere ero in panico quasi, non avevo dimestichezza nel controllo del mezzo perché non riuscivo a controllarlo come volevo io. E Tullio saggiamente mi ha consigliato di fare un approccio diverso di guida e io ho nient'altro che applicato il suo consiglio. Poi consiglio che gli è tornato caro, nel senso che poi nella battaglia finale è andata come è andata, però al di là di tutto, lo ricordiamo, tu arrivi da una grande esperienza con i quad, fatta anche di gare in campo internazionale, Coppa del Mondo, dove ti sei tolto anche delle belle soddisfazioni, e poi è cambiato tutto perché è tornato il vecchio amore, quello dei rally. Già, non ho resistito, dico la verità. Richiamo è stato proprio la gara di casa al Piancavallo, è stato un esordio complicatissimo, c'erano condizioni meteo avverse, cioè, sembrava un uragano lo scorso anno, quest'anno se riusciamo a partecipare, perché il problema appunto è far arrivare i pneumatici da Yokohama, perché con questo momento difficile che c'è un conflitto mondiale in atto, purtroppo le spedizioni sono molto difficoltose. Hai parlato perciò di E Piancavallo, hai parlato di confidiamo infatti di Piancavallo. esserci. Perciò il 14-15 di maggio anche per te in quella si può dire proprio un'altra gara di casa, una gara tra l'altro che è un po' ridisegnata in maniera diversa rispetto allo scorso anno dove c'era la validità IRC Cup e quest'anno c'è la Coppa Rally di quarta zona, perciò altri avversari, ma soprattutto l'obiettivo è quello comunque di ributtarti nella mischia in una gara così importante con un blasone molto profondo nei rallisti e negli appassionati come il Rally Piancavallo, perché chiaramente fa venire in mente quelle che sono state le battaglie di europeo, ma è una gara che vuole continuare a crescere soprattutto. Certo, quest'anno il Piancavallo diciamo che ha fatto un passettino un po' indietro, ma non è vero che si è abbassata l'asta, anzi si è alzata perché si sentono dire di quei nomi da urlo, cioè da far venire i brividi da appassionati, perché da quello che ho capito sembra che ci sia Marco Signor, poi c'è il mio compagno di scuderia e di team Alessandro Prosdocimo, ce ne sono tantissimi forti, Filippo Bravi anche, Filippo Dimitri Bravi che darà del filo Tommaso, da cioè, togliere, infatti ce n'è, eh, e sarà la solita battaglia del Piancavallo. E te cioè, come ti inserirai? Anche perché immagino che riproporrai di nuovo un'altra macchina che ti ha visto tra l'altro all'esordio, la Skoda Fabia R5. allora noi quest'anno comunque se ci saremo con Yokohama, ovviamente il nostro compito è portare avanti lo sviluppo dei pneumatici e posso anticiparvi che saremo i primi in Italia a collaudare il nuovo disegno FIA, perché Yokohama attualmente non ha una gomma da bagnato e noi come equipaggio, io Cristian Daniel ed Eneo Giatti, avremo l'onore e il privilegio di portarli in esordio in Italia. Chiaro che ci auguriamo che ci sia il sole per tutti quanti, perché di pioggia basta, ne abbiamo preso l'anno Infatti. scorso. Senti, però ti sei guadagnato anche lo scorso anno una bella copertina, o sbaglio, con la tua partecipazione al Rally Piancavallo? Già, infatti mi sono guadagnato la copertina di Tutorelli, il mensile specialista del settore motoristico, e diciamo che mi ha aperto tantissime porte, questo sì, perché se siamo arrivati anche ad avere questo ruolo in Yokohama Italia è proprio grazie anche alla copertina di Tutorelli. Poi Quindi ci sono state altre gare, poi successivamente anche l'Alpi Orientali e poi ovviamente sei in una fase in cui devi ancora molto crescere perché certo. ovviamente soprattutto con un'avventura così performante come la Skoda Fabia R5 che lo ricordiamo è la categoria massima assieme ovviamente alla serie evoluzione della stessa vettura con cui si può correre il campionato italiano per darvi dei riferimenti, perciò ha certe performance ed è chiaramente bisogna fare chilometri, starci su parecchio per poter poi iniziare a prendere veramente le giuste misure. Questo ovviamente per chiunque quasi immagino sia difficile per una questione di budget, però piano piano tu ti stai avvicinando a quello che poi è la confidenza con questa vettura. Sì, certo, allora la terra, come ben sai Marco, è molto più permissiva
e ti permette anche un po' l'errore grossolano. Invece l'asfalto è molto più tecnico, bisogna essere perfetti all'inverosimile, no? Io non ho mai digerito i fondi catramati, ma sono testardo, ci insisto e voglio provarci fino anch'io al momento che dico la mia. Sarà un po' dura ancora, però ci proviamo. Christian, il pubblico del Park Rally è stato un qualcosa veramente di eccezionale. Io immagino 5.000-6.000 persone, perché c'è stato veramente pienone dalle 10, anzi prima 9:30 della mattina fino alle 10 di sera. Questo vuol dire un continuo afflusso di pubblico, una cosa che fa sicuramente molto bene alla promozione dello sport e dei rally in questo caso. Sì, allora, io premetto che il park l'ho sempre sentito parlare, però non c'ero mai stato a vederlo, non ci avevo mai partecipato. Quest'anno che ci ho partecipato, perché era obbligo parteciparci, proprio per rendere onore a Tony, un grandissimo amico, ho scoperto un ambiente che fa solo che bene al motorsport. Credo che gli enti locali, gli amministratori locali, dai sindaci ai prefetti a comunque chi ruota intorno a questo ambiente per dare i permessi, deve rendersi conto che è stato un evento non basato molto sulla competizione, anzi perlomeno non era sulla competizione pura, ma bensì basato per dare lo spettacolo, per dare il messaggio che il motorsport fa bene al territorio, fa bene al pubblico, cioè c'è questa voglia di ritornare come io la vedo nei vecchi anni gloriosi, dove negli anni 80-90 c'era pubblico ovunque, e questo che comunque manca in tutto il motorsport. E nel Park Rally Test io l'ho ritrovata questa cosa. Sono giovane perché comunque ho 35 anni, però io porto un ricordo, ad esempio, di quando andavo a vedere l'Italian Bahia che passa dietro casa, c'erano migliaia di persone all'Osservatorio Oriente e io al parco ho ritrovato questo clima. Beh, dici bene, perché in effetti è proprio quello che avviene, soprattutto tanti curiosi, anche appassionati di rally. Speriamo altrettanto al Piancavallo del metà mese, perché lì se lo meritano per quello che è il lavoro che la Knife Racing del capitano, ovvero il presidente Stefano Lovisa, porta avanti con tanta volontà e tanto sacrificio. Certo, c'è da dire una cosa, che il Knife Racing, sono cresciuto anch'io in Knife Racing, questo non lo dimentico, anzi ne vado fiero, però sono un gruppo di appassionati lavoratori instancabili. Sì, Grazie a sì. Christian, Dagnolo per così la sua veramente grande performance al Park Rally Show del passata fine settimana, anzi del lunedì 25. Grazie, un bocca al lupo ovviamente per la tua partecipazione al Rally Piancavallo del 14 e 15 di maggio. Ciao Christian, grazie. Grazie Marco, un saluto a tutti voi, grazie ancora, buona serata e buon pomeriggio. Questa sera si parla di velocità in salita. Un saluto a Lorenzo Lucas, pilota, ed Andrea Maiani, team del Centro Revisioni. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, partiamo da Andrea Maiani, che ha avuto una bella idea a Trieste, che è una terra così che era un po' dimenticata da tanti team, perché c'erano sì piloti ma non c'era l'aggregazione. Qualche anno fa ha pensato proprio di mettere assieme una serie di piloti, che poi alcuni di loro correvano con team al di fuori di Trieste, creando questo team Centro Revisioni, e piano piano ti sei tolto delle belle soddisfazioni, un bel gruppo, e soprattutto arrivano anche dei bei risultati, Andrea. Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato nel 2012, ho avuto questa idea di creare questa scuderia perché appunto a Trieste non c'era più questa diciamo cultura in realtà. La cosa è stata appoggiata principalmente dal mio amico Carmelo Fusaro, che mi ha appoggiato subito a causa. Siamo cresciuti insieme e sono entrati anche altre persone nel team, tra cui un Marco De Vecchi che fa il direttore sportivo, e altri piloti come Alberto Gosti e Andrea Mattarrese, e per ultimo, ma non meno importante, il nostro Lorenzo Lucas, giovane promessa, che ci sta dando grandi soddisfazioni. Sta andando forte, tra l'altro
È vero, Andrea Lorenzo, che qua assieme a noi vi ha regalato delle belle soddisfazioni, perché sta dimostrando una continua crescita poi in quella che che è una specialità dove l'esperienza conta moltissimo, come la velocità in salita. Assolutamente sì, lui viene dal mondo dei kart, quindi ha fatto una grandissima scuola, ma ciò non toglie che bisogna anche avere un buon piede. Assolutamente Lorenzo lo ha e lo ha dimostrato, portando a casa un bel campionato e vincendo anche una finalissima che è stata creata l'altro anno e l'ha vinta alla grande. Io ho pianto quando ha vinto, ero con suo padre che eravamo alla partenza e abbiamo visto il tempo, abbiamo visto il risultato finale, abbiamo detto ha vinto. Ed è stato adesso anche in questo momento sono emozionato a ricordo appunto del risultato che ha portato a casa. Parliamo Quindi bravo. appunto con Lorenzo di quella che è stata questa finale importante, hai conquistato questo titolo che diventa molto prestigioso, così una volta per tutte a far capire che Lorenzo Lucas in campo italiano va forte. Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto una stagione stupenda, perché appunto siamo riusciti ad accedere alla finalissima di Orvieto e abbiamo partecipato al Trofeo Italiano Velocità Montagna Zona Nord, classificandoci secondi nel gruppo Prodesse, produzione in serie, e vincendo il Prodesse di categoria 2000. E questa finalissima d'Orvieto abbiamo scelto di farla proprio per provare a portare a casa il titolo del Trofeo Italiano, a cui ambivamo fin dall'inizio dell'anno, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo andati ad Orvieto, ci siamo presi 4 giorni, proprio 4 giorni di studio e di impegno al massimo, sia da parte mia che da parte di Andrea, di mio papà, insomma di tutti i meccanici, e abbiamo portato a casa il risultato. Anche sentire Andrea così emozionato adesso mi fa ricordare la bellissima vittoria. È stata sudata, però ce la siamo goduta, è stato un bellissimo weekend, una bellissima organizzazione tra l'altro. Infatti speriamo anche di poterci tornare quest'anno, perché la finalissima la ripetono pure quest'anno sempre ad Orvieto, ed è un nostro obiettivo appunto poter accedere di nuovo a questa finale. Però raccontiamo le novità, Lorenzo, una novità soprattutto con una nuova vettura molto impegnativa e spettacolare. Sì, quest'anno abbiamo fatto il grande passo finalmente. Dalla vecchia Renault Clio dell'anno scorso siamo riusciti a passare a una Volkswagen Golf TCR, quindi tutta un'altra macchina, perché ha una preparazione meccanica con una base completamente diversa. Questa vettura nasce per la pista e non deriva da un'autostradale come era la Clio. Siamo già stati a provarla una volta e le sensazioni sono state magnifiche. La macchina è veramente un mostro, si può dire, è divertente, ti dà tanta fiducia. Chiaro, bisogna fare un po' di chilometri per poterla assettare come si deve, anche perché la pista è una cosa e comunque le salite sono un'altra. L'asfalto comunque è diverso, ci sono buchi, salite, discese, quindi bisognerà un po' adattarsi e le prime gare non saranno proprio del tutto semplici, ma come sempre ci metteremo dell'impegno. E grazie all'aiuto di mio papà, di Andrea e di Marco De Vecchi, del direttore sportivo del centro revisioni, sono sicuro che riusciremo a mettere giù un bellissimo setup sulla vettura e faremo un bel campionato anche quest'anno. Andrea Maiani ha iniziato già a lavorarci sulla Golf TCR, un mezzo immagino per te nuovo, molto impegnativo, ma soprattutto come vedi Lorenzo con questa nuova vettura? Si addice, si sposa con quelle che sono le caratteristiche di pilota, ma soprattutto il talento che ha. Ma allora sì, è la prima volta che lavoro su una macchina di questo tipo e quindi tutto nuovo, tutto fresco, tutto un po' diciamo da capire. Sappiamo che la meccanica e le geometrie di base insomma le conosciamo, quindi sappiamo dove andare più o meno a mettere le mani. Speriamo di renderla adeguata per la guida di Lorenzo. Lorenzo l'ho visto fino tutto il viaggio che abbiamo fatto per andare a provarla, che abbiamo dovuto fare un bel viaggio perché purtroppo non c'erano posti vicini dove andare, siamo andati a finire a Cremona. Lo vedevo sì in fase di così come sarà, come andrò, non voglio far brutta figura, no? Un po' questa situazione qua.
È montato in auto, ha fatto subito 2 giri tranquillo, un po' per capire l'auto, un po' appunto per conoscersi assieme, ma dopo che si è fermato dopo i primi 3 giri, è sceso e l'ho guardato in faccia, aveva già le stelline negli occhi, e là l'ho guardato e ho detto ok, faccio dimmi cosa serve, cosa non serve, abbiamo fatto giusto una sciocchezza proprio per cominciare ad approcciarsi alla macchina e gli ho detto divertiti e là ci siamo capiti, lui si è lanciato dentro e dopo i step dopo che è uscito di nuovo per fare un'altra regolazione, basta, era proprio in un altro mondo, era entrato dentro in perfetta sintonia con la macchina, l'ho visto lanciatissimo, sudatissimo perché era veramente sudato e ha fatto tanta fatica, però soddisfatto, l'ho visto proprio contento e soddisfatto, quindi direi che è per lui. Quella macchina lo vedo adatto a lui, l'ho visto subito fare dei bei tempi, perché abbiamo preso anche dei tempi di riferimento per capire un po' appunto le regolazioni che facevamo, se andavano bene o non andavano bene, oltre appunto a quello che ci poteva dire lui, e i giri andavano bene. Signori, i giri andavano molto bene, quindi Senti Andrea, abbiamo parlato bene, così. di tuo nuovo team con la grande novità di questi anni per Trieste, ma Trieste dallo scorso anno ha avuto anche una bella novità, lo slalom di Trieste con le competizioni, quelle vere che ritornano in una città che ne aveva veramente bisogno dopo tanti anni, ricordiamo la storica Trieste Opicina che ha veramente fatto epoca, dopodiché molto poco, adesso con il ritorno è sicuramente qualcosa di molto importante lo slalom a Trieste. Sì, è nata questa idea da Corrado Ughetti di portare a casa appunto una gara perché non c'erano più gare di automobilismo di velocità, parliamo, no? Non ce n'erano più, e ha messo su un gruppo, tra cui all'interno ci sono anch'io, dove c'è anche Caramelio Fusaro, per quanto riguarda il nostro gruppo della scuderia e abbiamo detto sì, facciamolo e quindi abbiamo creato questo slalom Trieste che appunto si appoggia sulla Trieste Officina, ci siamo riusciti, quest'anno si ripropone e siamo soddisfatti, insomma siamo a buon punto, abbiamo tutto quello che ci serve al momento per le varie carte, le varie autorizzazioni e si farà. Molto bene, dunque Lorenzo, torniamo a parlare di quella che sarà la tua nuova stagione. Ahimè, purtroppo la gara, immagino quella che tu avevi l'obiettivo di casa, la Berzegnis e la Chianzutan, non ci sarà per così l'annullamento causa economica da parte degli organizzatori, però ce ne saranno altre. Immagino che vorrei terminare anche con un'altra gara di casa che è la Cividale Castelmonte ad ottobre, però spieghiamo quella che sarà la tua nuova stagione. Quest'anno parteciperemo di nuovo al Trofeo Italiano Velocità Montagna Zona Nord e a qualche gara del campionato italiano. Partiremo a fine maggio col Trofeo Valle Camonica, che hanno spostato data e l'hanno appunto messo proprio al posto delle Verzenis, che mi dispiace molto che non la fanno perché era, non dico gara di casa, ma comunque una gara a noi ormai molto familiare ed era un perfetto terreno di prova per la macchina nuova. Comunque faremo il possibile per fare un ottimo risultato anche a Valle Camonica e sicuramente dovremo concentrarci molto sulla macchina. Dopo la Valle Camonica comunque parteciperemo alla Trento Bondone, Beh, che si Trento terrà a inizio Bondone, luglio. ricordo al Trento Bondone al tuo esordio, sei andato veramente molto forte, ricordo anche un board camera dove in una salita diciamo molto lunga rispetto alle altre del campionato italiano come chilometraggio sei andato veramente forte nonostante l'esordio. La Trento Bondone sì, ci siamo divertiti l'anno scorso, non è stato per niente semplice perché prima della gara come preparazione comunque c'è circa un mese di tempo, però alla fine siamo riusciti a fare un garone. Alla fine ho fatto terzo di gruppo, però con un tempo che non pensavamo di riuscire a fare, quindi eravamo completamente felici di tutto il lavoro svolto e l'impegno è stato sicuramente ripagato. Quest'anno ci presenteremo a Trento con la macchina nuova, la strada la conosciamo o più o meno, quindi ci potremo concentrare un po' di più sulla vettura. Quella gara comunque rimane una cosa unica perché appunto è la gara più lunga e importante d'Europa e quindi ci teniamo a fare sicuramente un buon risultato.
Dopodiché passeremo, penso, all'Alpe del Nevega che si tiene a fine luglio, faremo la Pedavena Croce Daune fino ad arrivare alla gara di casa che è la Cividale Castelmonte, che sarà a inizio ottobre. E se tutto il programma va bene, parteciperemo nuovamente anche quest'anno alla finalissima del Trofeo Italiano che si terrà ad Orvieto pure quest'anno. Faccio di nuovo ad Orvieto il gran finale. Il tempo vola, io vado a ringraziare i nostri ospiti, i due triestini. Abbiamo parlato principalmente di velocità in salita. Un saluto ad Andrea Maiani, il team manager del centro revisioni, e poi il pilota Lorenzo Lucas. In bocca al lupo per la nuova stagione di entrambi. Grazie mille. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Lavorazione Artigianale Cuoio SRL.